vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra carriera in single player. Ci troviamo alla 12ª gara, ovvero al Gran Premio del Belgio, ed è una gara davvero molto particolare perché permetterà al nostro protagonista di dirigersi verso una nuova fase della sua carriera. Allora, prima di dirigerci ai box e quindi di analizzare l'assetto che sono riuscito a stilare all'interno della sezione delle qualifiche, vedremo un po' qualche caratteristica del circuito nella sezione adeguata. Allora, vediamo un po'. Ecco il giro di Spa, nell'ultima chicane esci piano e raddrizza subito la monoposto in modo da avere aderenza massima. La cosa importante è non perdere trazione mentre si raggiunge il rettilineo d'ingresso. Usa DRS e KERS verso la curva 1 e ricorda che in gara potrai effettuare sorpassi in questa situazione. Fai attenzione a non bloccare le ruote in frenata. In uscita sfrutta la discesa per mantenere il grip e mentre scendi verso la celebre curva Eau Rouge sali di marcia fino alla settima, trattieni il respiro e vai al massimo. Lo sterzo si ribellerà, ma devi tenerlo piatto, quindi usa il DRS e un po' di KERS per risalire la collinetta in vista della curva 5. In gara sarà facile sorpassare qui. Frena subito dopo il cartello dei 100 metri, tocca il cordolo a sinistra, immettiti nella curva e mantieni la velocità minima, mentre ti sposti a destra, a sinistra e poi ancora a destra. Ora guarda il lato sinistro del tracciato, usa tutto lo spazio di uscita curva disponibile nel punto più elevato del tracciato, prima di scendere nuovamente verso la curva 8. Nel pieno della curva la vettura potrebbe sottosterzare, quindi aspetta il momento giusto prima di aprire l'acceleratore sul dritto. Nella curva 9 usa tutti i cordoli nel punto di corda e in uscita prima di scendere nuovamente verso Puon. Questa è una fantastica curva doppia a sinistra e percorrerla con una monoposto da Formula 1 è spettacolare. Sentirai la forza di gravità sul tuo collo. Resisti e in uscita di curva guarda a sinistra, aiutati con il cartello di segnalazione. Al cartello dei 100 metri frena e rallenta, scendi in terza marcia e mantieni la velocità minima nelle curve a destra e poi a sinistra. Ora sposta nuovamente la vettura sul lato sinistro del tracciato, frena sul dritto e scendi in seconda. Usa tutto il cordolo in uscita prima della curva 15. Questo è un momento cruciale perché in uscita di curva devi accelerare sul dritto. Sali in sesta, poi in settima. Mantieni l'accelerazione nella curva successiva, la Blanchemont. Settima marcia, acceleratore premuto al massimo. Fai attenzione a non perdere velocità e se hai la possibilità di effettuare un sorpasso, provaci. Raggiungi il cartello dei 100 metri e inserisci la seconda. Scendi in prima se senti vibrazioni sul retro della vettura, come spesso accade qui. Raddrizza la vettura in uscita, acceleratore al massimo, DRS, KERS e siamo alla fine del giro a Spa. Molto bene, come avete ben potuto vedere è uno dei gran premi più prestigiosi della nostra carriera e soprattutto all'interno di questo gran premio la nostra scuderia aumenterà i nostri obiettivi pre-campionato. Allora, innanzitutto dirigiamoci in Belgio e diamo un'occhiata all'assetto che sono riuscito a comporre nella sezione delle qualifiche. Allora, vediamo un po'. Benvenuti all'interno del nostro box Williams, come potete ben vedere ci ritroviamo sempre in compagnia del nostro caro Pastor Maldonado e prima di dirigerci al nostro pad daremo un'occhiata alla sfida compagno di scuderia che sicuramente quest'oggi avrà un cambiamento, quindi una sorta di svolta. Abbiamo ben 108 punti di vantaggio sul nostro caro Pastor Maldonado e a quanto pare si ritrova come al solito sempre migliore in qualifica, probabilmente, anzi sicuramente quest'oggi è riuscito a ottenere una posizione migliore della nostra che è la 15ª, ovvero partiremo uno accanto all'altro, quindi sarà una partenza davvero spettacolare, proprio lotta all'ultimo millesimo. Il Gran Premio di Shell, ovvero Shell del Belgio, è uno dei Gran Premi più lunghi dell'intero campionato di Formula 1 perché presenta 11 giri, infatti ognuno dei quali ha la lunghezza di 7 km, quindi avremo una gara abbastanza corposa. Soprattutto è un circuito dove le previsioni meteorologiche sono davvero imprevedibili e quindi il nostro assetto deve essere versatile e usufruibile di qualsiasi, come dire, condizione meteorologica. Per quanto riguarda l'assetto, visto che è un gran premio che ha bisogno di una vera e propria prestazione a livello di aerodinamica, sono riuscito a impostare l'angolo alettone anteriore e posteriore davvero molto basso per sfruttare la velocità massima, quindi la velocità di punta della nostra autovettura e quindi strozzando un pochino l'accelerazione. Per quanto riguarda invece la frenata, ho impostato un po' il bilanciamento sul posteriore in modo tale da ottenere soprattutto un leggero sovrasterzo, sicuramente nelle ultime parti del circuito dove le curve si intensificano. Per quanto
riguarda il bilanciamento sono riuscito a ottenere come dire un'aderenza in curva abbastanza elevata, quindi diminuendo la barra antirollio anteriore, soprattutto perché nell'ultima parte del circuito è necessaria un'aderenza davvero notevole. Per quanto riguarda invece le sospensioni, le ho impostate molto rigide, soprattutto un'altezza dal suolo abbastanza sotto la norma, in modo tale da ottenere quindi l'utilizzo di una velocità massima, quindi che superi ovviamente la norma di tutti gli altri circuiti di Formula 1. Per quanto riguarda il cambio, ovviamente la prima marcia oscilla tra i 144 e i 145 e arriviamo a una settima marcia di 352 km/h, ovviamente marce lunghe poiché ritroviamo notevoli curvoni, ma soprattutto anche due enormi rettilini che ci concederanno la possibilità di superare i nostri avversari. Il motore ovviamente appartiene alla testata numero 3, 97% di usura, è un'unità motore che ancora può rendere abbastanza, e per questo Gran Premio terremo appunto l'unità numero 3. Per quanto riguarda invece l'allineamento, sono riuscito un attimino a bilanciare la campanatura anteriore e posteriore in vista del primo tratto del circuito, che presenta davvero diverse curve ma anche qualche chicane. Invece l'angolo alettone posteriore l'ho aumentato parecchio, soprattutto per intensificare la probabilità di essere competitivo soprattutto nei curvoni. Per quanto riguarda invece come dire la nostra strategia di gara, quest'oggi vedremo un po', visto che abbiamo 11 giri disponibili, non credo che pioverà, comunque abbiamo un tempo abbastanza nuvoloso con 22 gradi centigradi, possiamo effettuare una bella sosta al giro numero 5, visto che ho maturato la 15ª posizione, non sono arrivato all'ultima fase quindi delle qualifiche, quindi ci ritroviamo con dei pneumatici abbastanza solidi. Allora, molto bene, probabilità di pioggia ci ritroviamo allo 0%, molto bene. Allora, quinto giro, sosta con pneumatici duri, una strategia di carburante questa volta sempre prudente per gestire nella maniera migliore la miscela elevata, visto che abbiamo notevoli possibilità di sorpasso soprattutto nel secondo settore e nel terzo settore. Ok, accendiamo il motore e dirigiamoci immediatamente alla nostra 15ª posizione. Quest'oggi dobbiamo davvero ottenere un buon risultato per essere considerati come dire una sorta di stella crescente all'interno del campionato stesso, in modo tale da sfidare un pilota di qualche altra scuderia. Ho analizzato le vostre proposte e vedrò adesso, nel momento in cui terminerà questa gara, di scegliere un determinato come dire obiettivo. Eccoci all'interno della nostra 15ª posizione, ritroviamo Pastor Maldonado alla nostra sinistra che ricopre appunto la 14ª posizione, sarà proprio una lotta in partenza ed ecco che inizia il Gran Premio del Belgio, le autovetture lasciano la loro postazione di partenza, Felipe Massa, Ricciardo, Fernando Alonso all'11ª posizione, vediamo un po' quello che riusciamo a fare, l'entrata della prima curva, Nico Rosberg davanti a noi, un'ottima partenza, si chiude molto bene, Grosjean riesce a guadagnare la 7ª posizione, adesso vedremo un po' quello che riusciremo a fare alla salita, quindi al primo curvone della partita, vedremo un po' il serpentone riesce a indirizzarsi in un'ottima strada, attenzione Lewis Hamilton quinta posizione, vediamo se riusciamo a prendere la scia per superarlo in questa prima fase del circuito dove ritroviamo notevoli rettilinei, 310 km/h, un'ottima partenza da parte della Williams, adesso in chiusura in queste prime due curve, in frenata si riesce a ottenere la meglio sulla sorella della Williams, avvicinandoci quindi a Raikkonen che ricopre la quarta posizione con la sua Lotus. Un'ottima partenza, vedremo un po' adesso di tenere questa bella posizione o magari di buttarci sull'offensiva. Attenzione, vediamo un po' nel secondo settore, ritroviamo addirittura i 5 piloti più veloci della partita, Jenson Button, Vettel, Lewis Hamilton e Raikkonen. Attenzione, si perde qualche decimo di secondo all'entrata della seconda curva e attenzione, Lewis Hamilton tenta il sorpasso all'esterno, è costretto a rientrare in scia. Vediamo un po' adesso nella sezione dei tre curvoni che ci condurranno al secondo settore, daremo un'occhiata al vantaggio che abbiamo accumulato sul nostro Lewis Hamilton, ma soprattutto allo svantaggio nei riguardi del nostro Raikkonen. Attenzione, una fase molto complicata del circuito, adesso avremo la possibilità di frenare. Ok, ci ritroviamo nella seconda parte del circuito, attenzione che qui abbiamo la possibilità di finire sullo sporco. Perfetto, vediamo un po' di continuare ancora, Raikkonen davanti a noi, quarta posizione, lo ritroviamo a 1,4, vediamo adesso nel terzo settore quello che si riesce a combinare, 310 km/h per quanto riguarda la nostra Williams, vediamo un po' ancora Lewis Hamilton dietro di noi, ritroviamo i 5 piloti più veloci della partita appunto davanti a noi. Attenzione nella sezione delle due chicane, si tenta il sorpasso nei riguardi di Jenson Button e adesso ancora le 4 autovetture si ritrovano tutte a circa un decimo di secondo, vediamo un po' addirittura 6 decimi di secondo, vediamo un po' all'entrata della prima curva, si tenta il sorpasso nei riguardi di Raikkonen e viene completato. Adesso ci ritroviamo alla quarta posizione con Jenson Button appunto che ci precede, vediamo adesso quello che riusciremo a fare all'interno della prima salita, del primo curvone, vediamo un po', eccoci qui, attenzione che questa è una curva davvero molto complicata dove il pilota è messo davvero sotto grande sforzo, si tenta il passaggio all'esterno nei riguardi di Jenson Button e si ricava immediatamente la terza posizione davanti appunto al pilota inglese. Attenzione, si riesce a ottenere il miglior
miglior giro, Vettel e Michael Schumacher davanti a noi, l'esperienza contro la gioventù, vediamo quello che si riesce a fare. Ho frenato un attimino, come dire, con troppa intensità, abbiamo lasciato qualche decimo nei riguardi di questi due piloti. Vediamo un po', due tedeschi contro una bella casa inglese qua dietro di voi, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Dannazione, abbiamo perso diversi decimi di secondo, ma non li dobbiamo lasciare perdere. Ok, possiamo ancora tenere la miscela elevata per questi due giri. Attenzione nuovamente alla sezione dei due curvoni, abbiamo un'ottima Williams quest'oggi, un ottimo motore, soprattutto un ottimo cuore da parte del pilota che la comanda. Attenzione, vediamo un po' quello che si riesce a combinare. Terza posizione davvero stimata da parte della nostra scuderia, che ci ha assegnato la 13ª posizione. Vediamo un po', adesso possiamo evitare di finire sullo sporco, frenando nella maniera adeguata. Arriveremo immediatamente al terzo settore, si stanno allontanando parecchio, li ritroviamo a 1 decimo e 500. Vediamo un po' adesso Vettel tenta il sorpasso su Michael Schumacher, che quest'oggi partendo dalla 10ª posizione riesce davvero a ottenere un traguardo fantastico per la sua scuderia. Vanno proprio, ci ritroviamo vicino ai due piloti, si toccano, vediamo un po' quello che si riesce a fare. Alettone contro Alettone, vediamo un po', adesso ci ritroviamo nuovamente all'entrata della prima curva, DRS abilitato, una lotta proprio a 3 per la conquista della prima posizione, molto vicini a entrambi. Eccoci nei riguardi di Vettel, vediamo se si riesce a superare, ecco che si riesce a guadagnare la seconda posizione. Michael Schumacher è alla prima posizione, vediamo quello che si riesce a fare. Adesso la Williams tenta il passaggio, ci ritroviamo all'entrata del primo curvone, Van Helgen tenta un passaggio all'esterno, attenzione, l'autovettura la perde di mano, prima posizione per la Williams, DRS abilitato per entrambi. Vediamo se riusciamo ad attivarlo e superarli. Mamma mia, un ottimo sorpasso, la Williams riesce a guadagnare la prima posizione per la prima volta in Formula 1. Vediamo quello che riesce ad accadere all'interno di questa ottima gara. Fantastica prestazione, prima posizione per quanto riguarda la Williams. Ai box stanno esultando, mamma mia quello che è riuscito ad accadere quest'oggi qui in Germania, in Belgio. Vediamo un po' di andare avanti, attenzione, terzo giro, ancora la gara è molto lunga, ci sarà da sudare e soprattutto da mantenere la nostra terza posizione. Vediamo un po' di mettere la miscela a 2 elevata, prima posizione per Van Helgen. Fantastica gara, vediamo quello che si riesce a combinare. Attenzione nuovamente al secondo settore, ogni chilometro, ogni metro della nostra gara vale, dobbiamo stare molto attenti perché Jenson Button con la sua McLaren dietro di noi tenta appunto di sorpassarci. Mamma mia, quest'oggi quello che sta accadendo, dobbiamo stare molto attenti, speriamo che la nostra strategia ne valga la pena. Attenzione, stiamo molto attenti a non perdere aderenza in questa ultima fase del circuito. Vedremo un po' adesso il nostro vantaggio, 3 decimi di secondo nei riguardi di Jenson Button, 4 decimi su Vettel e probabilmente 6 decimi di secondo sul pilota tedesco, ovvero Michael Schumacher, l'esperienza. Attenzione nell'ultima fase del circuito, dobbiamo stare molto attenti, si perde un attimo aderenza, si esce fuori pista ed ecco che Jenson Button riesce a guadagnare innumerevoli decimi di secondo, si avvicina addirittura con il suo alettone posteriore, si perde un attimino di aderenza. Vediamo un po' quello che si riesce a fare, una sgommata qui nel terzo settore e continua Jenson Button, ottima accelerazione, sempre dietro di noi, quarto giro su 11, ci ritroviamo quasi a metà gara. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Attenzione, ho davvero spremuto i freni al massimo, siamo un attimo in ritardo sul nostro tempo precedente. Nuovamente all'interno della prima sezione dobbiamo affrontare questo curvone che è uno dei nostri punti di forza, la Williams lo sa e soprattutto sa i suoi punti di forza quest'oggi da sfruttare. Adesso vedremo un po' di sfruttare la miscela elevata del nostro carburante. Attenzione, maledizione, Jenson Button dietro di noi tenta il sorpasso, è costretto ad attivare il DRS, ma la Williams riesce a mantenere la quota di 330 km/h, anzi la velocità di 330 km/h, davvero una velocità impressionante, garantita dal nostro alettone anteriore e posteriore. Nuovamente sezione miscela 2, molto bene. Vediamo adesso di rientrare nel secondo settore con l'eleganza che abbiamo avuto soprattutto nella prima parte del circuito. Vediamo un po' quello che si riesce a fare, quarto giro su 11. Abbiamo impostato la sosta mi sembra al quinto giro, stiamo molto attenti perché Jenson Button è davvero infuriato, vuole la sua pole perché ovviamente Jenson Button è partito primo, vi ricordo, in compagnia di Vettel e di Lewis Hamilton, quindi stiamo molto attenti. Attenzione nuovamente nella seconda fase del circuito, adesso i pneumatici sono riscaldati, ovvero li ritroviamo nella loro temperatura ideale, riusciamo a sfruttarli al meglio. Si perde un attimo, si esce un attimino fuori pista e attenzione, nonostante ciò si riesce a guadagnare quasi un decimo di secondo sul giro precedente, 1,53,600, nostro miglior giro. Attenzione, Jenson Button 3 decimi di secondo adesso nella sezione delle due chicane, dobbiamo stare molto attenti. Vediamo
vediamo quello che si riesce a combinare, pneumatici abbastanza usurati, stiamo molto attenti con il carburante perché nonostante tutto può finire in maniera davvero molto rapida. Attenzione, si perde aderenza, la gomma posteriore destra non stava tenendo, nuovamente nella sezione del primo settore, vediamo un po', perfetto il tempo, ok, siamo riusciti a migliorare ancora di un pelino, però ce la stiamo facendo, perfetto, nuovamente primo settore, le autovetture entrano nella prima curva, una curva molto ma molto particolare che mi ha aiutato tantissimo per svolgere il mio assetto. Ricordiamoci di tenere il KERS, ovvero la nostra energia cinetica conservata nella parte dove viene attivato il DRS per la difesa della nostra prima posizione, davvero non ci credo. Ecco che qua Jenson Button avrà la possibilità di superare la Williams, gomma contro gomma, Van Helgen non lo fa passare proprio d'intento ed è costretto a rientrare all'interno della sua scia. Mamma mia, 1/10 di secondo guadagnato, vediamo un po'. Vettel addirittura riesce a superare probabilmente Jenson Button dall'altra parte, ovvero dalla parte destra, o addirittura in frenata, nuovamente nella nostra prima posizione, il secondo settore, vediamo quello che si riesce a fare. Adesso avremo la possibilità di utilizzare il nostro l'abilità dei nostri meccanici che si ritrovano appunto in attesa di questa fantastica autovettura che quest'oggi davvero sta ricoprendo un'ottima posizione e soprattutto un ottimo ruolo. Allora vedremo un po', sarebbe davvero fantastico se riuscissimo a guadagnare finalmente questa prima posizione, ma sarà davvero molto dura. Stiamo sudando sangue, mamma mia, con Vettel dietro di noi, Jenson Button, siamo addirittura nella scia dei tre, anzi nella classifica dei tre migliori piloti. Vettel riesce a guadagnare la prima posizione, non ci voleva dannazione, Vettel riesce a guadagnare la prima posizione, vediamo un po' di recuperarla dannazione, siamo proprio all'entrata dei box, non sono riuscito a premere nella maniera adeguata il freno, vediamo adesso di tentare un sorpasso all'uscita dei box, ma ci ritroviamo davvero a una velocità impressionante nei riguardi del pilota tedesco, maledizione. Vediamo un po' adesso all'entrata delle due chicane quello che riusciamo a fare. Eccoci, si spingono i due, chi entra prima ai box, addirittura Vettel riesce a guadagnare il posto davanti a noi, davvero una gara emozionantissima, sarà proprio una lotta all'ultimo millesimo tra i meccanici. Ho per sbaglio effettuato un piccolo errore, dobbiamo essere più veloci, avanti i nostri meccanici Williams se la devono cavare meglio dei meccanici Red Bull, eccoli qui, davanti ragazzi, dovete farci guadagnare un'ottima posizione. Ecco che sta uscendo Vettel, dannazione. Ecco, forse ce l'abbiamo fatta, vediamo un po', forse è uscito prima di noi, non me ne sono accorto, forse stiamo mantenendo nuovamente la prima posizione, vediamo un po', ovviamente devono entrare anche gli altri piloti, dobbiamo attendere ancora qualche secondo. Mamma mia che paura, devo concentrarmi soprattutto nelle ultime fasi del circuito. Sesta posizione, pneumatici duri, stiamo attenti adesso nella fase del curvone qui in anticipo, perfetto. Jenson Button ricopre l'11ª posizione, non so se Vettel è uscito prima di noi o appunto dopo di noi. Allora vediamo un po' quello che riusciamo a fare, carburante molto ovvero secondo la norma, attenzione, ok, adesso dobbiamo mantenere più una sorta di assetto difensivo finché i pneumatici non raggiungono la velocità la temperatura adeguata. Maledizione, proprio non ci voleva quella perdita di aderenza alla fine, perché mi ha garantito proprio una perdita di secondi in maniera drastica. Adesso avremo la possibilità di scontrarci con Jenson Button nel momento in cui i piloti termineranno la loro sosta ai box. Comunque una gara davvero fenomenale, non ero mai riuscito a guadagnare la posizione qui in Formula 1 e quindi vedremo un po' quello che riuscirà ad accadere. Nuovamente al cartello dei 50 metri nel secondo settore, vediamo un po' adesso la nostra autovettura riesce a rispondere anche in maniera consona alle circostanze. Vi ricordo che il nostro obiettivo è la 13ª posizione, quindi stiamo molto ma molto attenti. Ok, adesso nuovamente nella fase della curva maledetta che ci ha fatto perdere aderenza, proprio perché è una zona molto ma molto complicata sia per i freni, eccola qui, che come dire per i nostri pneumatici. Abbiamo ottenuto un ottimo 10° posto per adesso, vedremo adesso quello che hanno combinato i meccanici delle altre scuderie e soprattutto le altre autovetture. Siamo a metà gara, quindi nel terzo settore dobbiamo mantenere il nostro assetto fenomenale, siamo molto vicini soprattutto alla bandiera del traguardo. Vediamo adesso che cosa accadrà. Perfetto, alla sezione delle due chicane stiamo molto attenti, attenzione, ecco potete vedere anche che non siamo competitivi come a prima. Vediamo di utilizzare il nostro KERS, ecco che le autovetture si ritrovano all'interno delle loro postazioni, stanno addirittura per uscire. Vediamo un po' se si riesce a ottenere la nostra solita posizione, vediamo un po', perfetto, Lewis Hamilton al primo posto, vediamo un po', sono usciti prima di noi, dannazione, non ci voleva. Terza posizione per quanto riguarda la nostra Williams, Grosjean davanti a noi, o forse addirittura non si è fermato, vedremo un po' di ottenere il massimo. Allora, vediamo un po',
molto bene, siamo abbastanza vicini. Devo capire se alla prima posizione si ritrova come dire Vettel, però adesso arriva Jenson Button a una velocità davvero impressionante per l'utilizzo del suo DRS. Mamma mia, siamo riusciti a ottenere un ottimo tempo anche in questa prima fase. Dobbiamo avvicinarci ai due piloti davanti a noi. Ho impostato come dire la miscela carburante elevata, il carburante diamo un'occhiata ancora per 2 giri disponibile, quindi sfrutterò al massimo questo giro. Speriamo che posso mantenere un ritmo elevato per un regime davvero impressionante. Perfetto, ci troviamo davanti appunto il francese Grosjean, lo ritroviamo però in partenza alle ultime fasi appunto della partenza. Strano che si ritrova alla seconda posizione, o non è riuscito a fermarsi oppure non lo so, i suoi meccanici hanno avuto un colpo di genio, sono riusciti a cambiare il tutto in maniera molto rapida. Perfetto, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare adesso nella seconda fase del nostro circuito. Perfetto, adesso nuovamente al terzo settore, benissimo, attenzione, eccoci qui, speriamo di utilizzare il DRS adesso nell'ultima fase del circuito. 12 secondi in meno ovviamente nei riguardi dei box, siamo a circa 1 secondo e mezzo da Grosjean, siamo molto vicini al nostro obiettivo. Attenzione che Button sempre ci segue a una velocità davvero impressionante, vediamo un po' quello che riusciremo a fare. Dannazione, siamo molto vicini ai nostri obiettivi, attenzione al carburante, maledizione, i freni, dobbiamo stare molto attenti. Ok, vicino al nostro pilota, attenzione a non perdere aderenza, attenzione abbiamo fatto slittare un attimino i pneumatici. Ecco Grosjean davanti a noi, non si ferma nessun pilota, quindi lo ritroviamo davanti a noi per sfidarlo. Ok, perfetto, vediamo un po' se si riesce a ottenere vantaggio. Grosjean davanti a noi, eccolo, vediamo, dobbiamo mettere immediatamente la miscela normale perché non vorrei consumare tutto il carburante. Vediamo quello che si riesce a combinare, abbiamo sprecato tutto il KERS, siamo molto vicini al nostro obiettivo, vediamo un po' se riusciamo a guadagnare la distanza necessaria per attivare il nostro KERS. Ecco il DRS attivo, molto vicini al nostro pilota, vediamo un po' la velocità aumenta, siamo a circa 340 km/h, ci avviciniamo a una velocità davvero impressionante, costretti a frenare nei riguardi della curva numero 2. Ok, vediamo un po', dobbiamo mantenere la distanza, molto vicini al nostro pilota francese, abbiamo migliorato davvero di tanto. Vediamo un po' ancora la prima posizione, non è un sogno ma è possibile raggiungerlo. Vediamo un po' Grosjean ancora davanti a noi, maledetto, chissà come avrà fatto a guadagnare questa posizione. Eccolo, dobbiamo guadagnare vantaggio, chissà chi sarà primo, maledizione. Vediamo un po'. Perfetto, andiamo, dannazione, abbiamo perso tanto, maledizione, non ho frenato nella maniera adeguata. Attenzione che Jenson Button tenta di superare appunto il nostro pilota per appunto il suo errore. Abbiamo ancora 3 giri, molto bene, ce la possiamo fare, avanti, voglio la prima posizione. Maledizione, eravamo molto vicini, un altro piccolo errore, vedete un po' questa difficoltà come anche un minimo errore, anche una minima distrazione può comportare la perdita di un sogno. Ci ritroviamo a un secondo di distanza, vedete un po' rispetto al giro precedente abbiamo recuperato 6 decimi di secondo, quindi ci ritroviamo davvero in voga. Attenzione, negli ultimi 2 giri utilizzerò la miscela elevata perché davvero voglio spremere l'autovettura al massimo. Ok, molto vicini ai 2 bersagli. Ok, adesso abbiamo affrontato anche l'ultimo terzo settore, perfetto, vediamo di recuperare molto bene, siamo molto vicini anche a Grosjean ma soprattutto al primo pilota. Vediamo un po', abbiamo migliorato di tantissimo, vediamo adesso all'interno della prima curva quello che si riesce a fare. Vediamo un po', addirittura tocca Lewis Hamilton, prima posizione. Sono contento che Vettel non ha ottenuto la prima posizione, stiamo molto attenti. Nuovamente prima sezione, dobbiamo essere rapidi e veloci. Vediamo un po', eccoci, perfetto, molto vicini a Grosjean. Vediamo se possiamo attivare la nostra miscela 3 elevata, vediamo se abbiamo la possibilità. DRS attivo, molto vicini, abbiamo ancora circa 500 metri di rettilineo, vediamo se riusciamo ad arrivare. Dannazione, miglior tempo, però ovviamente la strada è davvero tanta. Vediamo, dobbiamo evitare di beccarci una penalità in queste fasi del circuito. Dannazione, non sono riuscito a frenare, ha recuperato ancora qualche decimo, proprio una lotta all'ultimo sangue. Vediamo, ultimi 2 giri, la miscela elevata potrebbe bastare, però non devo perdere la concentrazione. Vediamo un po' se possiamo farcela, ci ritroviamo a 1.53.120 come giro migliore. Vediamo un po', perfetto, andiamo a tutta manetta, nuovamente in questa dannata curva, sempre che si perde aderenza e Grosjean nuovamente sfreccia a decimi di secondo di vantaggio, soprattutto nei riguardi nostri. Vediamo un po', avanti che ce la facciamo, dobbiamo crederci. Probabilmente la prima posizione ormai sarà un sogno vero e proprio, non la possiamo più raggiungere a meno che non si distrugga la macchina di Lewis Hamilton, però davvero stiamo recuperando davvero tanto. Vedete un po', adesso siamo a 9 decimi di secondo da Grosjean. Vediamo un po' il carburante, un giro.
maledizione, dobbiamo limitare l'uso adesso appena termineremo l'entrata all'interno del terzo settore. Questo è meno male che ho messo anche, oh mio Dio, stavamo per fare un bel volo, stavamo per decollare, abbiamo preso il cordolo esterno proprio in maniera drastica. Attenzione, Grosjean nuovamente davanti a noi, dobbiamo recuperare il tutto, oh mio Dio, stavamo per perdere aderenza. Vediamo un po' quanto dista il nostro pilota, ancora che recuperiamo. Vediamo adesso all'entrata del primo settore quello che si riesce a fare, un'ottima entrata, vediamo un po', si raddrizzano le gomme, sì, va in avanti con accelerazione al massimo. Vediamo un po', il KERS viene utilizzato tutto perché dobbiamo proprio guadagnare questa seconda posizione. Vediamo se il nostro pilota viene spaventato dalla stessa curva, siamo più vicini dell'altra volta, ma va davvero come un treno, maledizione. Nuovamente DRS attivo, ci avviciniamo al nostro dannato, ma niente, troppo veloce Grosjean, recupera davvero tantissimo nella fase di curva e nel rettilineo non riusciamo a beccarlo. Comunque continueremo con la stessa rabbia, abbiamo sporcato un attimino il pneumatico anteriore sinistro, stiamo molto attenti. Lewis Hamilton davvero un treno quest'oggi. Ok, attenzione, nuovamente secondo settore, mamma mia, davvero avevo una voglia di tornare su Formula 1 fenomenale. Vediamo un po' se riusciamo a guadagnare questa dannata posizione. Avanti che ce la facciamo, forza. Nuovamente al secondo settore, questa volta abbiamo affrontato la curva nella maniera migliore, perfetto. Abbiamo ancora un giro, 1,52, stiamo migliorando il tempo, oh mio Dio, attenzione, stiamo migliorando il tempo proprio giro dopo giro. Vediamo un po' quello che si riesce a fare, benissimo. Attenzione che adesso Fernando Alonso, quarta posizione, come ha fatto a ottenerla? Wow, lo ritrovavamo all'11ª posizione alla partenza, ma mi sa che il nostro Grosjean è andato, mi sa che devo rallentare anche il ritmo. Allora, vediamo un po' di impostare il nostro carburante nella sezione adeguata. Infatti, ovviamente siamo riusciti a ottenere questa posizione, ovvero la terza posizione, proprio per il nostro carburante che non è stato sfruttato fino in fondo. Comunque una terza posizione, vedremo adesso se riusciremo a mantenerla. Maledizione, troppo largo, dannazione, abbiamo perso diversi decimi di secondo. Vediamo adesso di mantenerci sulla difensiva. Attenzione che abbiamo Fernando Alonso dietro di noi, impostiamo la miscela carburante elevata visto che siamo all'ultimo giro di questa fantastica gara. Ci ha dato davvero tantissime emozioni. Vediamo di utilizzare il nostro KERS, adesso il KERS ovviamente dobbiamo mantenerlo per l'ultimo attacco, l'attacco di Fernando Alonso che non si accontenta della quarta posizione, vuole ovviamente qualcosa di più, ma io voglio salire sul podio quest'oggi, non voglio rimanere in basso. Vediamo un po' se ovviamente rientrerà nella sezione, vediamo, dobbiamo costringerlo a passare. Eccolo Fernando Alonso, tenta il sorpasso, non passi, maledizione, devi rimanere dietro, eccolo qua. Vediamo un po', si perde un attimino la vettura di mano, si riesce a entrare però nuovamente nel primo settore. Vediamo un po' quello che si riesce a combinare queste ultime fasi del circuito. 2 secondi da noi Grosjean, ho rallentato la presa ovviamente nel decimo giro, perché abbiamo avuto 2 possibilità come dire, di superarlo, però ovviamente non ce l'abbiamo fatta. Però un'ottima gara anche per la nostra Williams, come dire, è riuscita a destreggiarsi, è riuscita a mantenere la prima posizione davvero per diversi giri, e soprattutto un contrasto con Vettel proprio all'interno dei primi giri. Maledizione, ho avuto quel piccolo momento di poca concentrazione che mi ha fatto perdere davvero la prima posizione. Però un'ottima gara, vediamo un po', stiamo sempre attenti perché può essere che risbaglieremo in questa dannata curva e Fernando Alonso ci passi. Attenzione, ovviamente ormai Grosjean ha assicurato la sua seconda posizione, intanto Alonso ancora continua, abbiamo ancora carburante abbastanza per terminare il nostro giro. Davvero un gran premio spettacolare questo del Belgio, ovviamente uno dei miei preferiti per le possibilità di sorpasso, soprattutto per la longevità del circuito, come avete ben potuto vedere. Allora, benissimo, attenzione alla fase delle 2 chicane, stiamo molto attenti. Lewis Hamilton vince la gara con circa 3 secondi di vantaggio su di noi e si riesce a guadagnare una terza posizione. Ovviamente non è da disprezzare, perché ovviamente la nostra scuderia la renderà anche importante, però ovviamente dalla prima posizione credevo di mantenerla. 15ª posizione per il nostro Pastor Maldonado. Eccoci finalmente all'interno del nostro risultato gara. A quanto pare il nostro ingegnere non ci ha fatto i complimenti. 15 punti per la nostra scuderia. Lewis Hamilton prima posizione, seguito da Grosjean con la sua Lotus, in seguito Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Jenson Button, Perez, Nico Rosberg e Mark Webber, e in seguito anche Felipe Massa, i 10 piloti più veloci di questo Gran Premio. In seguito possiamo ritrovare Maldonado, 15ª posizione, non riesce a guadagnare neanche un punto. Il nostro miglior tempo è stato 1,52,648, davvero molto vicini a Grosjean e soprattutto molto vicini a
Fernando Alonso, solo di 2 decimi siamo riusciti a distaccarci. Per quanto riguarda invece adesso la classifica, ovvero il campionato piloti, ci ritroviamo ancora al quarto posto, molto vicini a Sebastian Vettel, ovvero siamo riusciti a sorpassarlo, siamo molto vicini con 123 punti nei confronti del pilota tedesco con 131 punti. Adesso vedremo un po' nella classifica costruttori, abbiamo ben 154 punti, quindi distanti di circa una cinquantina di punti dalla Red Bull, quindi ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Adesso verremo incoraggiati soprattutto dal nostro team di meccanici, ed ecco che anche quest'oggi riusciamo a salire sul podio con questo bel terzo posto davvero importante per la nostra scuderia. Vediamo un po' di salutare il pubblico e soprattutto adesso vedremo di concentrarci sull'obiettivo, soprattutto sui prossimi obiettivi che la nostra scuderia ci affiderà. Guardate un po' i nostri meccanici felici della nostra prestazione. Vedremo un po' adesso cosa diranno i giornali. Nico Rosberg batte il proprio compagno di scuderia, wow, complimenti amico mio. Posso migliorare, dice Hamilton dopo il Gran Premio in Belgio, davvero un'ottima prestazione anche per il pilota inglese. Il direttore della Williams vuole il bis. Alla Williams dovrebbero essere contenti per il podio conquistato da Edward Van Helgen a Spa. Nell'intervista a fine gara l'ingegnere di pista ha dichiarato: ci è sfuggita la vittoria, infatti, ma è stato comunque un ottimo risultato. Allora, vediamo un po' cosa sta accadendo. Settimo, ovvero ci siamo molto vicini all'8° livello. Molto bene, sono arrivate delle email. Adesso vedremo un po' la prossima gara, sarà la gara di Monza, probabilmente sul bagnato. Date un'occhiata, sono previste appunto, è prevista pioggia per domenica, appunto 21 gradi, però ovviamente un gran premio fenomenale. Contratto rescisso, il tempo limite per rispondere all'offerta della Sauber è scaduto, sfortunatamente si ritrovano costretti a ritirarla. Ovviamente ho rifiutato l'offerta della Sauber, quindi ci ritroviamo ancora nella nostra Williams. Dati sfida di compagno di scuderia, ci ritroviamo sempre in vantaggio sul nostro Pastor Maldonado. Sesto podio della stagione, congratulazioni per aver raggiunto il podio a Spa. Non so se stai tenendo il conto, ma questo è il tuo sesto podio della stagione, quindi 6 volte sul podio. Sir Frank Williams mi ha chiesto di ringraziarti per il fantastico lavoro. Diamo un'occhiata invece all'usura dei pneumatici. Ovviamente stiamo confermando un assetto ben bilanciato e soprattutto la nostra come dire, fantastica prestazione. Allora, vedremo un po' adesso nei prossimi Gran Premi di stabilire soprattutto la nostra, come dire, la nostra pressione su Pastor Maldonado. Il prossimo Gran Premio, come potete ben vedere, è quello d'Italia. Siamo molto vicini al nostro obiettivo, come avete visto nelle classifiche. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto nonostante non sia riuscita a guadagnare la prima posizione, però fatemi sapere che cosa ne pensate. Ah, dimenticavo, per quanto riguarda la scelta del prossimo obiettivo da sfidare, avevo intenzione di sfidare Felipe Massa, come mi avete appunto consigliato. Felipe Massa è un bersaglio abbastanza semplice. Ci ritroviamo in quarta posizione, ovviamente il pilota brasiliano si ritrova al 12° posto, quindi avremo la possibilità di entrare in Ferrari molto ma molto rapidamente e quindi ottenere davvero un posto prestigioso all'interno del contesto Formula 1. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate tramite un voto o un commento, e quindi per farmi sapere il vostro pensiero. Ciao a tutti ragazzi, ci ribecchiamo al prossimo Gran Premio in Italia. Dimenticavo ragazzi, sono un attimo riuscito a entrare nel menu della scelta appunto come dire, dello sfidante, però come potete ben vedere non è possibile sfidare un possibile pilota al di fuori di questi 4 disponibili, ovvero ritroviamo Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Jenson Button e Romain Grosjean. Allora, visto che ci ritroviamo a 123 punti, potremmo scegliere un qualcosa di puntare all'alto, ovvero prendere il posto di Lewis Hamilton o Sebastian Vettel, però ciò è davvero molto complicato, quindi vedremo un po' di concentrarci magari su Jenson Button, ovvero Romain Grosjean è abbastanza semplice da battere, quindi se ci concentriamo più su Jenson Button la sfida sarà molto aperta, visto che il nostro distacco a termini di punti è davvero proprio nell'ambito di 10 punti, quindi Jenson Button sarà il nostro prossimo rivale. Eccolo qui. Allora, rivale, media punti per gara 9.3, proiezione classifica finale quinta. Ovviamente la nostra proiezione sarà terzo, come appunto dicono le proiezioni, e la nostra media è 10.3. vedete un po' che il limite, soprattutto la differenza è minima, e proprio questo sarà quello che alimenterà i nostri Gran Premi nei prossimi gameplay. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay ragazzi, ciao a tutti!